Allora, io definirei disruptive learning in 20% idea, 80% esecuzione. Nel senso, non bisogna solamente imparare ad avere nuove idee, però bisogna anche imparare a strutturarle, a concretizzarle in qualcosa che diano nuovo valore economico e sociale in maniera nuova. Cioè il passare da un pensiero divergente a passare a uno convergente. Nel pensiero divergente siamo fortissimi in Italia, impariamo a convergere e diventeremo imbattibili. È molto semplice, io sono innamorato di Verona da anni, sono innamorato adesso e sarò innamorato di Verona nel 2050, non ho dubbi su questo, che con Verona per favore non cambi troppo, cambi in bene, io rimarrò innamorato di Verona comunque.